Insomma, siamo a San Valentino, ma in politica non esistono i sentimenti, prevalgono le coltellate, gli sgambetti, e bisogna avere tanto pelo sullo stomaco, e certamente ne ha da vendere Matteo Renzi, che ha scaricato Letta non molto elegantemente, dopo aver detto che non gli interessava Palazzo Chigi. In 24 ore è cambiato tutto, Letta diceva non mi dimetto, si è dovuto dimettere, insomma un vero e proprio terremoto, con ovviamente le logiche conseguenze. Consultazioni da domani al Quirinale, non andranno la Lega, il Movimento 5 Stelle, ci sono scontri tra i capponi di Renzi, qualcuno ha detto, cioè no, che si stanno beccando tra di loro, tra vari partiti. Insomma, vedremo quale sarà questo nuovo governo, e anche qui in Veneto e in Friuli Venezia Giulia ci si sta interrogando. Valeva la pena fare questo? È stato un trappolone preparato per Renzi e da chi? Che cosa succederà nei prossimi mesi? Si andrà poi subito ad elezioni anticipate, ad elezioni? Insomma, vedremo. C'è uno scenario davvero molto, molto difficile, molto complicato davanti alla politica nazionale, poi con ovviamente contraccolpi anche sul nostro territorio. Allora di questo partiamo, diciamo, non vogliono far votare, così come non vogliono far votare per l'indipendenza del Veneto, no? Gianluca Busato, che però ha un ariete telematico che... Infatti, direttore, perché è evidente a tutti, insomma, che un sistema politico che non vuole sentire il popolo non si può certo definire democratico, e gli unici democratici invece sono proprio i veneti, che dal 16 al 21 marzo prossimi potranno votare il referendum per l'indipendenza del Veneto. Come sapete, un paio di giorni fa si sono insediati il comitato per il sì e il comitato per il no al referendum per l'indipendenza del Veneto. In questo mese di campagna elettorale tutti i cittadini potranno informarsi e poi potranno votare, riceveranno a casa un codice e potranno collegarsi al sito internet www.plebiscito.eu oppure telefonare al numero 0423 40 20 16 e, come in tutte le moderne democrazie che eleggono parlamenti, approvano referendum, eleggono municipi, dalla Estonia, dalla Norvegia, dalla Gran Bretagna, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, dall'Australia, anche i veneti finalmente potranno fare un grande atto di democrazia e decidere in merito a un quesito molto semplice che recita: vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Sì o no? Quindi ripristineremo la democrazia, lo faremo noi veneti con il senso civico che ci contraddistingue, e questo sarà probabilmente un grande segnale che daremo a tutto il sistema, e lo dimostra anche un sondaggio che abbiamo presentato, che abbiamo commissionato ed è stato svolto da uno dei più importanti istituti di ricerca, ICSE, diretto da Roberto Weber, e che ha dimostrato che il 73% dei veneti andrà a votare il referendum di indipendenza del Veneto. Senta, nel frattempo però tra di voi, insomma, nella galassia indipendentista ci sono grossi problemi, cioè ci sono scontri, fratture. Si riesce riuscirete ad andare sotto un unico bandierone oppure no? Innanzitutto proprio in questa occasione ci sarà un'unione non solo degli indipendentisti ma di tutte le forze politiche del Veneto. Sempre il sondaggio che abbiamo commissionato ha dimostrato che la volontà di esprimersi nel referendum di indipendenza del Veneto è trasversale, riguarda tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Chiaramente il centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono in primo piano, ma anche la sinistra, che ha un 40% di propri elettori che vuole votare il referendum di indipendenza del Veneto. Per cui è chiaro che quando si va a toccare 3 cittadini su 4 bisogna dare loro la parola, e la parola l'avranno dal 16 al 21 marzo. Allora, Gianluca Busato. Io volevo un attimo rifarmi a quanto diceva il giovane economista, perché vabbè, tutto al di là del merito sul quale si può discutere in un'altra sede, però bisogna anche vedere gli ordini di grandezza, e per quanto riguarda il Veneto il fenomeno che citava è comunque una piccolissima parte, un ventesimo, meno di un ventesimo della rapina fiscale che noi subiamo dallo Stato italiano, che ogni anno ci deruba di 20 miliardi di euro.
Da questo punto di vista, quindi, il problema, e anche per riagganciarmi magari all'intervento che facevo prima con l'onorevole Cancian, è che per noi veneti tutti i discorsi che si fanno sulla crisi, sulla situazione, sono diversi, perché noi non avremmo una crisi se avessimo il controllo diciamo, delle nostre risorse e se potessimo permetterci di non essere diciamo, oggetto della rapina fiscale da parte del peggior inferno fiscale del mondo, che è lo Stato italiano. E questa è la ragione per cui io mi chiedo, al di là anche delle domande che sono state fatte su altri temi, le forze politiche che sono presenti, che atteggiamento terranno il 16 marzo e se voteranno sì oppure se voteranno no nel referendum di indipendenza del Veneto, perché io credo che sia anche giunto il momento di passare i fatti dopo le parole, bisogna anche prendere delle posizioni anche in merito su punti che toccano in modo profondo anche le opinioni degli elettorati di tutti i partiti, e credo quindi che sia giusto confrontarsi su questo punto. Anche rispetto ad altre domande che sono state fatte, io per esempio al Movimento 5 Stelle chiederei questo, ma su un referendum fatto con un metodo innovativo che ci avvicina ai paesi più civili del mondo, cosa pensa il Movimento 5 Stelle? Così come mi fa piacere per esempio sapere che il parlamentare della Lega Nord invece, se ho ben capito, voterà sì il 16 marzo, mi immagino, nel referendum. Che tu ti stupisca, scusami se ti do del tu, perché insomma, se in questo paese si parla di indipendenza, di federalismo, cioè voglio dire, se non era per la Lega Nord, mi fa molto piacere. Oltretutto sai bene l'azione che stiamo facendo in Regione. Approfitto per dire che il primo, scusa un secondo, perché non ho finito, mi piacerebbe invece sapere, dopo le lascio la parola, chiedo scusa, invece cosa farà il Partito Democratico. Ieri ho sentito un sindaco del Partito Democratico che ha approvato lunedì scorso e ha sostenuto il referendum di indipendenza del Veneto, il sindaco di Silea Silvano Piazza, e mi piacerebbe sapere invece cosa pensa il Partito Democratico, così come le altre forze politiche presenti, su un esercizio di democrazia. Io te lo dico subito perché, se mi permette, io sono andato in Consiglio Provinciale, è arrivato l'ordine del giorno, ho votato contro perché da una parte sono convinto che ci deve essere la possibilità dei cittadini di esprimersi, e sono contento che voi fate questo referendum là. Io non riesco a capire ancora come si potrà uscire da questa crisi, soprattutto una crisi, come ha detto anche l'economista, talmente grande, di una dimensione europea, con l'indipendenza, quindi ritorniamo indietro alla Repubblica della Serenissima, l'indipendenza del Veneto dall'Italia. Voglio capire in questa situazione come si potrebbe uscire. Io ancora, lei lo sa dottor Baciali, ogni volta l'ho chiesto, ancora qualcuno mi deve spiegare come facciamo ad aumentare in maniera pratica, in maniera concreta, la disoccupazione del Veneto, come fanno a ripartire le industrie, come possiamo fare... Devi gestire la base monetaria del tuo paese, la massa monetaria. Scusa, finisco, no, era semplicemente, lo volevo chiedere a lui, cioè... È tutto là, la massa monetaria. Era solo questo, volevo... No, solo rispondo, voleva farmi fare... È molto semplice, guarda. Senza problemi, era solo... ma è un argomento siccome l'ho chiesto sempre, da spiegare qualcosa. Ecco perché ho votato contro, cioè Volevo semplicemente dire, lungi da me dal far polemiche, però insomma sono chiamati in causa su questo argomento e mi stupisco appunto che ci sia stupore del fatto che sia la Lega Nord a dover sottolineare questi temi. Il primo, l'1 e il 2 marzo, la Lega Nord ha già fissato una grande manifestazione in tutto il Veneto, in ogni comune saranno presenti dei nostri banchetti, dei nostri gazebo, proprio per richiamare l'attenzione della gente, chiedere la firma della gente a sostegno della proposta di referendum perché il popolo veneto possa esprimersi innanzitutto il 1 e il 2 marzo.